Questo è il sesto anno, quindi diciamo è un orgoglio per il nostro comune e il territorio, diciamo, questa gara. È arrivata a livello internazionale come la mini maratona, quindi è importante per noi per promuovere il territorio che merita veramente essere visto. Dobbiamo ringraziare le 17 cantine che hanno partecipato a questa gara perché hanno lasciato passare gli atleti all'interno delle loro cantine, quindi è una grande emozione per noi e per tutti gli sponsor del territorio. È un bel segnale e ho già chiesto a qualcuno così a caso qua e là, non ai primissimi ma anche al centesimo, anche al cinquecentesimo, cosa ne pensano. Ho detto bellissima, tanta fatica ma ci ritorno, quindi questo è già un segnale importante, vuol dire che la gara piace così com'è, anche se qualcuno ha detto proprio non è proprio una mezza maratona di quelle ortodosse, però è una mezza maratona effettivamente particolare, passando in 17 cantine è già quella una cosa particolare. Ci sono dei tratti un attimino sterrati e anche quella è una particolarità, ma così è stata omologata e così andiamo avanti a farla. La FIDAL è qui per sostenere questo evento perché anche questo fa bene al movimento, fa bene al territorio, ma fa bene anche al movimento del podismo, visto insomma che anche oggi più di 1000 persone hanno deciso di calzare le scarpe da corsa e mettersi in gioco, quindi per noi è importante esserci proprio per dare un segnale alla nostra presenza in un evento che sta diventando sempre più particolare e sempre più partecipato.